L'informazione di diffusione europea, oggi a Nord-Est. Ben ritrovati dalla redazione. Smantellata dai carabinieri di Monfalcone, un'organizzazione criminale specializzata nel favorire l'immigrazione clandestina di cittadini cinesi. L'indagine, coordinata dall'antimafia di Trieste, ha svelato un sistema collaudato. I migranti arrivavano dalla rotta balcanica, venivano smistati tra Trieste e il Veneto e infine spediti verso Prato o la Spagna con documenti falsi. 7 gli arresti, 30 le denunce. A capo della banda una donna definita dagli inquirenti una professionista dell'illegalità dai numerosi alias. Trieste, schiaffi, spintoni e umiliazioni in classe. Una maestra di 62 anni è finita a processo con l'accusa di aver malmenato 4 piccoli alunni di una scuola dell'Altipiano. La presunta violenza o ripetute violenze risalenti allo scorso anno avrebbero causato traumi profondi nei bambini, spingendo alcuni di loro a cambiare istituto. L'insegnante, ora trasferita, respinge ogni accusa, ma dovrà rispondere anche di non aver fermato atti di bullismo tra i compagni. Un 27enne si accascia a terra privo di sensi nella zona est di Udine. L'allarme lanciato da un'amica fa scattare i soccorsi, ma l'arrivo dei carabinieri trasforma il caso sanitario in un'operazione antidroga. Nell'auto della ragazza, una 24enne, i militari hanno rinvenuto dosi di hashish, anfetamine ed efedrina pronte per lo spaccio. Per il giovane si ipotizza un'overdose, mentre la donna è stata identificata e denunciata. Cerimonia solenne per il premio Santi Ilario e Taziano a Gorizia. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito quest'anno a Paolo Petiziol. Presente alla consegna l'assessore regionale Sebastiano Callari, che ha definito Petiziol ambasciatore straordinario del Friuli Venezia Giulia in Europa, ringraziandolo per l'impegno costante nella valorizzazione del territorio. Sentiamo l'assessore Callari. Sono stato presente con grande soddisfazione, con grande gioia alla premiazione di Paolo Petiziol. Ha detto una cosa straordinaria, lui è un uomo straordinario, ha preso un premio, uno dei tanti, perché ha già avuto tanti riconoscimenti. La cosa che mi sono sentito di dirgli è un grazie perché lui ha rappresentato la regione dappertutto in Europa e ha fatto un po' quello che questa regione sta cercando di fare in questi anni, far conoscere un territorio meraviglioso come il nostro in tutto il mondo. Lui l'ha fatto per tanti anni e l'ha fatto soprattutto per Gorizia. Gorizia gli deve tanto, lui non è nato a Gorizia, ma è più goriziano degli altri ed è per questo quindi che gli è stato dato questo riconoscimento. Ha fatto tanto e il fatto che rappresenti oggi il GECT, che lo abbia rappresentato durante Gorizia 25, dà un po' il senso della misura di quello che Paolo Petiziol è stato per questa terra. Sport. Piove sul bagnato in casa Pallamano Trieste. Dopo la vittoria a Chiaravalle arriva la conferma medica, frattura al malleolo per il terzino svedese Lindstrom. Lo staff biancorosso ha già avviato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero restano incerti. Un duro colpo per la formazione triestina in una stagione falcidiata dagli infortuni. In chiusura grande pallanuoto, questa sera alla piscina Bruno Bianchi di Trieste. Alle ore 20 la pallanuoto Trieste femminile sfida le vice capoliste del Rapallo. Un impegno proibitivo per le orchette reduci dalle fatiche europee in Grecia. L'ingresso è gratuito, coach Zizza chiama, raccolta il pubblico per superare l'ostacolo ligure. Uno sguardo in chiusura anche alle previsioni meteorologiche. Oggi cielo in genere da poco nuvoloso a variabile, con maggiore nuvolosità in montagna e sulla fascia occidentale, non esclusa del tutto la possibilità di qualche debole locale precipitazione nel corso delle ore pomeridiane in serata, più probabili sulle Giulie. Su pianura e costa bora moderata, vento moderato dal nord-est in quota, temperature massime in pianura fra 15 e 17, sulla costa fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi. L'informazione di diffusione europea, oggi